In Veneto dal 2015 al 2019 i soggetti segnalati per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso sono quadruplicati e la crisi innescata dal coronavirus rischia di peggiorare la situazione. I clan, insomma, potrebbero approfittare della crisi di liquidità di imprese e famiglie di questi mesi di emergenza e colpire duro. Ecco perché servono subito risorse, che tradotto significa soldi. Dobbiamo fare una riflessione sul fatto che il periodo degli annunci deve concludersi. Sappiamo bene che le risorse a disposizione sono poche, ma il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere quello di renderle fruibili in maniera molto veloce. Le piccole e medie imprese sono quelle più a rischio, sempre meno infatti sono le persone che denunciano casi di usura. Ora che i soldi tardano ad arrivare, che si rischiano la paralisi e il caos e licenziamenti, è molto probabile che più di qualche imprenditore sia tentato di avvicinarsi a prestiti facili, magari più costosi, ma certi fino a quando non si realizzerà che quel debito non potrà mai essere ripagato, certi insomma di essere finiti nelle mani dei criminali. L'accesso ai finanziamenti bancari, che doveva essere imminente, è invece stato molto ritardato. Ci sono ancora molte imprese che non riescono ad accedere a fondi. Questo ovviamente dà spazio a organizzazioni non lecite che purtroppo si approfittano di questi gap e si introducono purtroppo nel tessuto delle piccole e medie imprese. Nel caso delle infiltrazioni mafiose, nel momento in cui si ha la percezione che è successo qualcosa è già troppo tardi, per cui lo Stato dovrebbe sostenere gli imprenditori che non riescono ad arrivare ai finanziamenti bancari, aiutandoli a non cadere in tentazione e a non rimanere soli. Nel 2021, quando le aziende chiuderanno i bilanci dell'anno precedente, si troveranno a fare i conti con la burocrazia bancaria, così molti imprenditori si vedranno revocare i fidi e i problemi saranno dietro l'angolo.